scorso fine settimana al CEV, Centro Equestre Veneto di Mogliano, un grande appuntamento di sport e come sempre tanto divertimento con la fase finale del Veneto Pony Show. Una manifestazione ideata dalla consigliera Caterina Penner che coniuga le 3 discipline olimpiche, dando la possibilità ai nostri ragazzi di cimentarsi in 3 discipline che sono fondamentali. Abbiamo avuto una presenza notevole di atleti con circa 140 patenti, con la presenza di quasi 50 circoli distribuiti tra il dressage e il salto ostacolo. Io ringrazio moltissimo il comitato organizzatore, ma ringrazio moltissimo i nostri istruttori che veramente con tanto impegno, con sacrificio, con un lavoro serio e costante fanno sì che i nostri atleti possano crescere sia numericamente ma anche qualitativamente. Tra le discipline che fanno parte del progetto si sono disputate le gare di salto ostacoli e dressage, mentre il completo è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse che hanno reso impraticabile il campo da cross. I percorsi sono stati studiati e messi a punto dal direttore di campo Francesco Olivo Bottos. Abbiamo cercato di fargli fare un'esperienza diversa da quelli che sono i percorsi dei concorsi normali, essendo un campionato, e cercandoli di prepararli un po' per le prossime tappe che sono le Poniadi piuttosto che degli altri impegni nazionali che hanno. La difficoltà maggiore è cercare di mettere delle distanze che sono completamente diverse da quelle dei cavalli, ma che siano abbastanza, diciamo, che favoriscano un po' tutte le grandezze di pony, perché non abbiamo dei pony delle stesse misure, quindi le falcate sono diverse. Bisogna sempre cercare una via di mezzo per cercare di far compiere un buon percorso a tutti quanti e soprattutto le linee e le gabbie. Nella categoria Master la vittoria a squadre l'hanno conquistata le ragazze di Horse Resort Padova. Devo dire che la squadra era molto forte e siamo tutte andate molto bene e la cosa più importante è che siamo rimaste concentrate per entrambi i percorsi. Concordo pienamente con la mia compagna di squadra, è stata un'esperienza divertentissima e bellissima. E ringrazio anche io molto la mia istruttrice. Io sono molto felice dei progressi e della squadra che anche se è abbastanza forte comunque siamo andate bene. E anche io ringrazio la mia istruttrice Antonia Canova, comunque sono molto fiera e ci siamo divertite tanto. È stata appunto una prova molto dura, però sono molto contenta del mio pony e anche degli altri binomi della nostra squadra e niente, grazie mille ai nostri pony per averci portato qui. Le ragazze sono state bravissime, comunque sono ragazze che fanno tanti concorsi e hanno anche esperienza per affrontare queste gare. Direi che questa manifestazione è stata bellissima, ha portato buoni numeri e soprattutto si è visto una buona qualità e appunto un livello sempre in crescita. Frutto di impegno e dedizione, certo, senza dimenticare che si tratta di ragazze e ragazzi che dividono le proprie giornate tra la scuola e il campo di allenamento e coniugare i due mondi è necessario, come per Marianna e Giacomo Martinengo che con grande sacrificio e mossi da passione rappresentano il Veneto e l'Italia nelle varie competizioni senza tralasciare lo studio. Hanno sempre insegnato che per andare a cavallo dovevamo ottenere comunque dei buoni voti a scuola e andare bene. Sì. E quando uno si mette in testa questa cosa che i propri successi devono derivare appunto da come comunque vai a scuola, esatto. Lì allora riesci, ti fai come nella tua mente un piano su cosa devi fare in un giorno per riuscire a fare tutto al meglio. Sì, infatti per i nostri genitori prima c'è la scuola assolutamente e poi l'equitazione. E quindi anche le nostre gare dipendono dai nostri risultati scolastici perché comunque per fare uno sport del genere bisogna andare appunto bene anche a scuola perché è importantissimo. Un modello che deve essere di esempio nello sport e nella vita.